Ed eccoci qui in questo contesto meraviglioso che è la Basilica Palladiana, siamo sotto nella galleria, ringraziamo il Bar Borsa che ci ospita. Eh, con me qui c'è Chiara Spadaro, antropologa e giornalista e autrice, coautrice di un libro dal titolo Plastica Addio. Parliamo di questo, parliamo appunto della plastica. Ben trovata Chiara. Buongiorno. Allora, plastica addio, fare a meno della plastica, istruzioni per un mondo e una vita zero waste, zero insomma spazzatura. Hai scritto questo libro edito da Altra Economia con Elisa Nicoli, che è una regista, scrittrice, diciamo bolzanina, mi sembra che sia lei. Tu invece sei di Vicenza, anche se ti muovi in tutta Italia. Allora Chiara, spiegaci un po' perché avete scritto questo libro, Plastica Addio. L'idea del libro è quella di unire due parti, una parte di analisi del problema della plastica, dove diamo un po' di numeri sulla produzione e il consumo della plastica nel mondo e in particolare in Italia. Proviamo ad analizzare alcune possibili soluzioni o forse false soluzioni come il riciclo, quali sono effettivamente i numeri del riciclo, altre possibilità come delle norme istituzionali che stanno venendo avanti adesso, per esempio dall'Europa, e poi però proponiamo nella seconda parte del libro una serie di piccole pratiche quotidiane che ci aiutano ad uscire dalla plastica, a liberarci da questo materiale molto inquinante. È assolutamente necessario uscirne. Ecco, io pensavo che il riciclo, a parte che purtroppo sulle spiagge, quando si va a passeggiare anche in montagna, si trovano bicchierini, posatine, tutte queste cose abbandonate, sacchetti di plastica sono terribili anche lungo i fiumi e così via. Al di là di questo, io pensavo che fosse riciclabile la plastica, invece dai numeri che escono è piccolissima la quota di plastica che viene riciclata. Sì, è circa tra il 20 e il 30% e quindi noi mettiamo molto diciamo, in discussione il sistema del riciclaggio, perché molti dicono beh, ma la plastica comunque la posso utilizzare, tanto è un materiale che si ricicla, ma i numeri di fatto ci dicono che non è poi così vero, anche perché la plastica è un materiale che si deteriora nel riciclaggio e quindi può essere trasformata in materiali diversi da quelli iniziali, diciamo. Per cui è un materiale che difficilmente viene riciclato e proprio l'Europa ci dice che il riciclo è solamente la terza soluzione che possiamo trovare per ridurre la plastica. Le prime due sono il riuso, quindi di materiali già presenti, alternativi, E l'altro che cos'è? e appunto la riduzione, quindi cercare di consumare meno materiali plastici, perché poi è giusto parlarne al plurale, visto che sono anche molto diversi tra di loro. Ad esempio, lo diciamo, mi pare che anche nelle scuole, insomma, questo stia passando molto, ma anche nei comuni, no, dove i sindaci realizzano l'acqua, no, questi luoghi dell'acqua del sindaco, queste casette dell'acqua del sindaco. Riduciamo le bottiglie di plastica, l'acqua ad esempio non occorre che ce la compriamo con la bottiglia di plastica, tant'è vero che sia io sia te in questo momento abbiamo in borsa la borraccia di alluminio. Appunto, l'idea è proprio che per uscire dalla plastica si possa partire da delle piccole attenzioni quotidiane. Il 40% della plastica che buttiamo via sono degli imballaggi, quindi sicuramente una prima attenzione che possiamo avere è quella di cercare di evitare di acquistare È imballaggi. un po' difficile però al supermercato perché è tutto imballato, pure la frutta. In realtà però, allora, il tema della riduzione della plastica e quindi dei rifiuti in generale si associa a temi come l'idea di dover ripensare anche i propri consumi in una forma più sostenibile, un tema che oggi è al centro anche del dibattito nazionale e internazionale, quindi per esempio preferire la spesa nei mercati, dai produttori locali, del territorio, e quindi acquistare lo sfuso. Oggi anche ci sono tantissimi negozi che vendono prodotti sfusi e che quindi ci fanno ridurre a monte gli imballaggi e i rifiuti. Possiamo portare le nostre borse di tela da casa, una serie di piccoli accorgimenti davvero molto facili e accessibili a tutti, che però ci aiutano a ridurre in modo importante i rifiuti.
E soprattutto cerchiamo magari di non portare, cioè di uscire a fare una scampagnata e portarci dietro bicchieri di plastica, piatti di plastica, che purtroppo anche se li raccogliamo il rischio che finiscano nell'ambiente è alto. Sì, per fortuna anche su questo le norme ci stanno aiutando perché c'è la nuova direttiva europea sulle plastiche monouso che prevede che entro il 2021 una serie di materiali usa e getta siano vietati, per cui tra questi anche i piatti e le posate di plastica piuttosto che le palette del caffè, alcuni materiali tipo i bicchieri in polistirolo. Quindi l'Europa in questo senso adesso ha fatto dei passi importanti secondo noi, la direttiva sulle plastiche monouso rientra in un, diciamo, un movimento più generale che è quello dedicato ai temi dell'economia circolare. Anche oggi si usa molto questo termine, quindi l'idea di un'economia che si autorigenera e che non continua a produrre scarsi ma cerca di passare dalla linea retta appunto a un circolo. Per cui le norme è importante che affianchino le pratiche dei singoli cittadini, sia a livello di piccoli enti locali, comuni, scuole, ma anche a livelli più alti. La terza parte è sicuramente quella delle imprese. Il sistema produttivo italiano deve adeguarsi necessariamente a appunto un mondo meno impattante e più attento al futuro della terra. Questo sì. Allora, con Chiara Spadaro ci fermiamo qui, ti ringraziamo, grazie per il libro. Facciamo vedere la copertina, Chiara, scusami, per chiudere, questo è il libro Altra Economia, penso che lo si possa trovare nelle librerie e anche sul web. Sul sito altraeconomia.it, nelle librerie e nelle botteghe del commercio equo e solidale, proprio qui vicino ce n'è una, a Vicenza c'è Unicomondo, ma in tutte le città si può trovare. Grazie a Chiara Spadaro, ringraziamo anche l'altra autrice che speriamo di incontrare presto, Elisa Nicoli, e buona giornata a tutti e non utilizzate bicchieri di plastica, posate di plastica e le bottigliette, ecco, prendetevi la borraccia di alluminio, ormai si trovano ovunque. Grazie a voi, a presto.